Al via il convegno agragantino di gastroenterologia pediatrica, giunto alla sua 8ª edizione, che vede appunto ad Agrigento arrivare specialisti che giungono da ogni parte d'Italia, i quali insieme alle relazioni scientifiche proporranno la ricostruzione degli episodi della lunga storia di Agrigento risalente al 2600 anni fa. I lavori del convegno vedono nei responsabili scientifici i medici Gaetano Alletto e Giuseppe Iacono. Anche quest'anno, come afferma il dottore Iacono, abbiamo deciso di proporre qualcosa di singolare e quasi unico. Proporremo ai relatori del congresso di abbinare il tema della propria relazione a un argomento relativo alla storia di Agrigento, la cui fondazione risale appunto a 2600 anni fa. I relatori che si succederanno ci illumineranno anche sull'evoluzione della civiltà agrigentina e ogni relazione scientifica sarà abbinata a un pezzo di storia della città dei templi. Il congresso ovviamente si pone anche come obiettivo l'arricchimento dei partecipanti. Per me è un giorno importante, anche sono emozionato per partecipare a questo convegno perché io da medico e con i colleghi pediatri ho sempre lavorato in simbiosi, peraltro ho anche conosciuto, ho rivisto, scusatemi, il dottore Iacono che ha curato mio figlio e anche il dottore Filippone, Carmelo, scusate, che anche lui è stato poi il secondo pediatra dei miei figli, quindi per me è stata una grande emozione. Sono anche contento per gli argomenti che oggi verranno trattati, perché non si parlerà soltanto di medicina, ma si ricorderanno anche 2600 anni di storia di Agrigento, perché ogni relatore collegherà il suo argomento sanitario con un argomento culturale. Questo è importante, finalmente la cultura va sempre più avanti, cultura intesa anche come bellezza, come storia, come arte, e penso che un momento come questo, Agrigento candidata a capitale italiana della cultura 2025, forse è un momento importantissimo. Questo è stato sempre il nostro obiettivo e spero che anche quest'anno riusciremo a soddisfare questa nostra idea. Gli altri anni, come lei sa, noi abbiamo abbinato argomenti vari, una volta la matematica, una volta qualche opera di scrittori agrigentini, altre volte opere archeologiche agrigentine. Quest'anno penso che ci stiamo superando, soprattutto pensando al fatto che sono i 2600 anni dalla nascita di Agrigento. Mi correva l'obbligo di rifarlo a distanza di 2 anni, quindi stiamo ritardando i 2 anni, visti i 2 anni di lockdown che ci hanno tenuto completamente chiusi a casa, quindi lo facciamo esattamente 2 anni dopo. Penso che gli argomenti scientifici siano degli argomenti molto interessanti, soprattutto per i pediatri di base, pediatri che frequentano la nostra, il nostro congresso. Tra l'altro la maggior parte dei relatori, direi quasi tutti i relatori, sono di livello veramente internazionale, per cui veramente siamo contenti di avere qua con noi i nostri cari relatori, che quasi sempre sono gli stessi di ogni anno che si sono presentati. Per cui spero che veramente vada in porto e veramente riesca a soddisfare le nostre esigenze. Da un punto di vista dell'oggetto, della pediatria, cos'è che si è perso in questi 2 anni? Ma quello che si è perso riguarda il contatto che eravamo abituati a mantenere tra noi medici, pediatri e vari colleghi del nord e del centro Italia, certe volte anche esteri, perché come lei sa qualche anno ho pure invitato colleghi americani a venire, colleghi spagnoli. Quest'anno non abbiamo colleghi stranieri, abbiamo veramente il fiore degli specialisti, degli scienziati pediatrici, gastroenterologici qua in Italia. Ecco, qual è la situazione nel settore qui nel nostro territorio? Ma nel nostro, la situazione tutto sommato è discreta, insomma. Noi abbiamo una cultura gastroenterologica pediatrica molto radicata, quindi andiamo
abbiamo una cultura di base dei nostri pediatri gastroenterologica e una formazione di base veramente molto importante, per cui diciamo che questi congressi servono soprattutto a limare un po' le nostre conoscenze e, visto in questi 2 anni di lockdown che ci sono stati, cercano diciamo, di colmare quello che è stato il vuoto di sapere e di conoscenza di questi 2 ultimi. I punti che approfondirete maggiormente quali saranno? I punti sono sempre relativi all'apparato digerente, quindi si parlerà di allergie alimentari, si parlerà di microbiota intestinale, che è questa popolazione batterica che in pratica popola il nostro intestino. Lei pensi che il microbiota da solo pesa grosso modo quanto pesa il fegato, quindi 1 chilo o anche 1,5 kg, e ci saranno delle relazioni sui dolori addominali ricorrenti, sulla celiachia, sull'intolleranza alimentare. Diciamo che varia e si evolve così a 360 gradi, e spero che anche la risposta dell'uditorio con le domande, con le interviste eccetera possa essere pure costruttiva e fattiva. Ecco, il Covid ha lasciato degli strascichi nel settore infantile? Ha lasciato gli strascichi perché, come negli adulti, esiste il long Covid. Long Covid è una di quelle condizioni di infiammazione cronica che, come colpisce gli adulti, colpisce anche i bambini, di affaticamento, addirittura di recupero tardivo del sapore, dell'odore, dolori vari, insomma certe volte anche delle forme di insufficienza respiratoria, per cui parti del polmone che sono state colpite dalla broncopolmonite o dalla polmonite da Covid poi esitano in una fibrosi, quindi distruggono il polmone, cioè non lo fanno più lavorare, per cui la capacità respiratoria non è più il 100% ma si riduce o all'80 o al 70%. E tra l'altro per un bambino che ha una riduzione di questo livello è importante, che è una creatura che deve crescere, ha bisogno di funzionare al 100% tutto il suo organismo. Riprendiamo dopo 2 anni di pausa, 2 anni che sono pesati a tutti i livelli, ne piangiamo le conseguenze, il Covid lascia ancora segni. Questo potrebbe essere il risveglio, lo abbiamo, come dire, interpretato in questa maniera, sperando che sia l'inizio di una lunga, come dire, di un lungo percorso, che non si fermi, che non ci siano altre cause naturali che possono bloccare. L'argomento è quello che avevamo scelto 2 anni fa, in occasione del compleanno, tra virgolette, della nostra benamata città Agrigento. 2 anni fa Agrigento compiva 2600 anni e noi abbiamo voluto, come dire, unirci ai festeggiamenti che erano in programma in quella data, cioè nel 2020, celebrando il nostro compegno, quello che noi chiamiamo il compegno della cultura, non un compegno, siamo medici, sì, parliamo di medicina, ma noi esaltiamo la cultura storica, cultura scientifica, cultura matematica, cultura etica, perché abbiamo altri anni, abbiamo, come dire, seguito il filone che da sempre è il filo conduttore dei nostri argomenti, cioè è come se ci fossero sempre 2 compegni paralleli, uno prettamente medico, che è un po' il motivo che ci riunisce, l'altro è l'esaltazione della cultura. Quest'anno abbiamo scelto come argomento conduttore del secondo, tra virgolette, compegno Agrigento la sua storia, le sue tradizioni, la sua cultura. E ci è sembrato giusto onorarla e festeggiarla. Anche il sindaco vi ha dato un incipit proprio con la candidatura di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sì, questa è una notizia sicuramente che ci fa piacere, considerando che da diversi anni si va dietro a questa candidatura e per motivi vari non è mai stata accolta. Io ritengo che Agrigento trasudi di cultura, trasudi di storia, trasudi di siti archeologici, per cui ha tutte le carte in regola per essere, come dire, non solo candidata, ma eletta a città della cultura. Ecco, come pediatra di famiglia, come avete vissuto voi questa pandemia e in particolare che tipo di risvolti verso appunto i bambini? Ci sarebbe da aprire un capitolo, di parlare per ore e ore di questa situazione, perché ha sconvolto quello che è stato un po' il rapporto che si era creato in tanti anni di medicina con i genitori, con i nostri pazienti.
Ovviamente anche noi ci siamo trovati in difficoltà nell'affrontare questa bestia, tra virgolette, non dico sconosciuta, però che è andata al di là di quelle che erano le previsioni, perché tutti eravamo convinti che nel giro di un anno ce ne saremmo usciti, invece non è stato così. Questo ha condizionato il nostro lavoro, l'approccio negli studi, ma la cosa più importante che non bisogna dimenticare è l'evoluzione psichica dei piccoli soggetti che, abituati a socializzare, a crescere assieme, a festeggiare i loro compleanni, si sono ritrovati a un certo punto ad essere prigionieri delle proprie case, finendo di fare quella che noi promuoviamo, l'attività motoria, che è una cosa importantissima nello sviluppo psicomotore del bambino, ma chiusi con TV e congegni tecnologici che probabilmente vanno al di là della stessa, sopportazione di un piccolo essere in via di sviluppo. Lascerà degli strascichi secondo lei questa cosa? Ma io mi auguro di no, però chissà se ci saranno delle crisi depressive nel futuro, chissà se ci saranno dei disturbi comportamentali. Certo è che in questi 2 anni i bambini non sono cresciuti come crescevano prima, in questi 2 anni i bambini hanno cambiato radicalmente le loro abitudini e molto anche lì hanno dovuto cambiare le abitudini dei genitori, perché quasi impreparati nel gestire questa situazione che nessuno si aspettava evolvesse in questa maniera. Ecco, guardiamo al futuro, oggi sono tanti gli argomenti di cui prestigiosi colleghi qui ad Agrigento si stanno occupando, ecco, in particolare quali saranno le linee guida che seguirete in questo approfondimento medico? Le linee guida sono quelle che fondamentalmente ci indirizzano in quella che è la nostra professione, cioè sono quelle ineluttabili, sono quelle a cui ci si può aggrappare e ci si deve ancorare e riferire quando si è di fronte a dei problemi. Seguire le linee guida è seguire la via maestra, cioè nel senso cercando, tra virgolette, di essere sicuri di non sbagliare, anche se l'errore purtroppo ci può stare, però più applichi le linee guida, meno possibilità di errore hai. È uno dei motivi per cui noi facciamo questi convegni, uno dei motivi per cui noi ci aggiorniamo. È importantissimo prima di tutto rincontrarsi, perché dopo 2 anni di assenza e questi webinar fatti col computer è stato molto importante rivedere i colleghi. Oggi si parla dei temi più importanti della gastroenterologia pediatrica e io spiegherò l'importanza dell'utilizzo dei probiotici quando si utilizza la diarrea, si utilizzano gli antibiotici per prevenire la diarrea, che è una complicanza molto frequente quando usiamo questi farmaci. È un problema serio questo, specialmente per i più piccoli, no? Sì, è un problema serio perché oggi usiamo troppi antibiotici, magari se usassimo i probiotici in modo appropriato potremmo anche ridurre il consumo di questi farmaci. Ecco, in merito al Covid, come si esce da questo tunnel dopo 2 anni di pausa e che tipi di risvolti lei ha potuto riscontrare anche verso i più piccoli? Ma sicuramente sappiamo che i più piccoli hanno problemi meno gravi, se ne esce con le vaccinazioni, se ne esce difendendo, se ne esce soprattutto col rispetto un pochino delle norme che sono poste proprio a salvaguardia dell'interesse di tutti noi. La caratteristica di questo convegno è che si abbina a un momento, diciamo, di cultura, si sceglie oggi la cultura, in questo senso qual è il suo apporto? Sì, io sono molto contento che il dottor Iacono approfitta di questi incontri per fare cultura, ha affidato a ognuno di noi il compito di descrivere ad esempio un tempio, e per me è molto bello perché ci fa ritornare un po' ai tempi della scuola, quindi non solo medicina. Ma sì, è atipico per chi non lo conosce, per noi in realtà che grazie al carissimo amico Giuseppe Iacono siamo all'8ª edizione, dopo questa terribile sospensione data alla pandemia. Per noi è un convegno bellissimo, bellissimo perché riusciamo a coniugare tra il serio e il faceto la cultura agrigentina fondamentalmente di vario genere con la cultura medica e scientifica. Ecco, il suo tipo di apporto al convegno, quali saranno le tematiche che lei approfondirà e relazionerà in merito? Io dovrò parlare brevemente naturalmente del pensiero filosofico di Empedocle e successivamente quello che è l'approccio moderno ragionato al dolore addominale ricorrente nel bambino.
Ecco, si parlerà anche di Covid, post-Covid, la sua esperienza anche che lei ha vissuto in un territorio insomma, un po' particolare, ricordiamo tutti quei momenti indimenticabili. Territorio bastonato sicuramente, noi fortunatamente dal punto di vista pediatrico non abbiamo avuto esperienze così pesanti e quindi per noi nell'ambito infantile e soprattutto in ambito gastroenterologico Covid e post-Covid rimangono fortunatamente un argomento minore. Direi che questo Si esce da questa pandemia finalmente? Ma io mi auguro di sì. Vorrei ricordare quello che una prestigiosa rivista che era il British Medical Journal alcuni mesi fa pubblicò su un editoriale il cui titolo era secondo me molto evocativo: la fine della pandemia non andrà in televisione. Quindi fondamentalmente non sarà la notizia scioccante o esplosiva, ma sarà qualcosa che finirà perché a un certo punto tutti decidiamo che è ora di ricominciare a vivere. Si va verso l'immunità di gregge, come diceva Johnson? Ma sì, io credo di sì, a dispetto di misure restrittive ci si va perché le ultime varianti, come si è dimostrato, sostanzialmente ai vaccini hanno risposto poco, ma sono varianti molto meno aggressive, anche se più diffusive.